sono Valeria Ferron e sono orgogliosa del titolo di maestro artigiano, riconoscimento dalla Regione Veneto. Da più di 35 anni ho un centro estetico e da subito ho posto attenzione alle nuove generazioni, inserendo in azienda stagisti che poi sono stati assunti come apprendisti e poi riconfermati come collaboratrici dipendenti. Il loro affiancamento mi ha reso consapevole della mia propensione alla formazione e più di 20 anni fa sono diventata docente degli istituti professionali regionali abilitanti. Molti sono gli allievi che, finito il percorso formativo, sono riusciti ad aprire la propria attività in forma di centro estetico. Per me è stato molto importante il supporto di un'associazione artigiani come Confartigianato Vicenza, che si occupa di tutelare i soci sia con gli adempimenti fiscali che sindacali. Per tutelare la nostra categoria ho deciso di diventare dirigente di Confartigianato Vicenza per il settore estetico più o meno 10 anni fa, occupandomi anche di normative di settore, normative igienico-sanitarie e adeguamento dei percorsi formativi. La categoria estetica necessita di una formazione continua, non solo per i dipendenti e per i titolari di impresa, ma anche per chi forma tali professionisti. Con questa consapevolezza sono diventata maestro artigiano, perché insegnare è come imparare 2 volte. Il mio obiettivo è sempre stato, e lo è tutt'oggi, quello di insegnare non solo l'etica professionale, le competenze, ma anche il saper fare. Questa sarà l'eredità che lascio ai miei allievi, a cui auguro veramente di essere degli artigiani sempre sul pezzo.